Sì, c'è un peggioramento abbastanza consistente che interesserà tutta la regione nelle prossime ore. Allerta meteo gialla su quasi tutta la regione da stasera e per tutta domani a causa di una depressione atlantica che porterà forte vento da sud. In arrivo anche piogge abbondanti, soprattutto fra l'Isontino e il Friuli. Per quanto riguarda la fascia costiera, attenzione a possibili mareggiate a causa dello scirocco, prevalentemente a grado lignano, e al fenomeno dell'acqua alta fra Trieste e Muggia. Le temperature non caleranno e rimarranno alte per il periodo. Questa depressione però per noi non porta freddo, ma porta correnti da sud-ovest abbastanza sostenute, anche forti, che diventeranno progressivamente più umide. Quindi già in serata delle piogge che diventeranno poi via via più consistenti, soprattutto nella mattinata di domani, martedì, piogge che saranno appunto anche intense, molto intense sull'alta pianura e sulla fascia prealpina, decisamente più attenuate sulla costa. Questo perché, come dicevate anche voi, comincerà a soffiare scirocco, che diventerà anche questo progressivamente più sostenuto, a tratti anche forte nelle ore centrali di domani, vento che però porterà anche delle mareggiate, come sentivamo, mareggiate che saranno più probabili fra Lignano e Grado, quindi sulle coste esposte. Questo tutto un po' in concomitanza anche con un picco di marea, quindi nelle ore diciamo di tarda mattinata di domani ci aspettiamo anche un possibile acqua alta che diciamo localmente insomma potrebbe superare i livelli diciamo di guardia. Per quanto riguarda la montagna arriverà neve, però solamente ad alta quota, vista appunto la massa d'aria molto mite, ci aspettiamo nevicate anche abbondanti, oltre i 1800 metri sulle prealpi e intorno ai 1400-1500 metri sulle zone alpine più interne.